Un presidente della regione trevigiano, un segretario del Veneto trevigiano, ma Verona conta davvero poco. Ma io penso che mai come in questo momento, mai come nell'ultimo anno, Verona sia il centro della politica veneta. Prova ne sia il grande risultato elettorale che abbiamo ottenuto l'anno scorso alle regionali. Zaia ha vinto proprio Verona e gli assessori che abbiamo oggi, gli assessori regionali che abbiamo oggi a Verona. Di fatto l'80% del bilancio della regione Veneto è a Verona, con i nostri assessori regionali Luca Coletto alla sanità e con il nostro assessore regionale Elisa De Berti ai lavori pubblici. Io penso che questo sia il miglior segnale che da Venezia, dal presidente Zaia, possa arrivare qua nella nostra città. È una nuova nomina per la provincia di Verona. Sì, è una nomina importante perché comunque essere vice segretario federale è sicuramente una cosa che mi riempie d'orgoglio, che però mi dà anche tante responsabilità e quindi non pensate di farla franca perché mi servirà l'aiuto comunque di tutti, come è stato in quest'ultimo periodo sia a Verona sia comunque anche in Veneto. Abbiamo organizzato un bellissimo congresso e spero che poi questo, sono sicuro che questo porterà un'attenzione particolare della Lega su Verona e sulla sua provincia, perché abbiamo appuntamenti importanti e soprattutto vogliamo vincere. Insomma, noi non giochiamo per partecipare, noi giochiamo per vincere e sono convinto che è questo che si merita la Lega di Verona. Amministrative 2015? 2016? Amministrative 2016? Lì bisogna appunto incominciare a fare grandi risultati, dobbiamo riconquistare il terreno perduto a causa non nostra ma a causa di qualcuno che ha preferito andare verso i lidi renziani e quindi insomma dobbiamo recuperare il terreno perduto perché se lo merita la Lega e soprattutto se lo meritano i veronesi e la provincia di Verona. Il segretario nazionale incontra gli amministratori di Verona. Sì, è una visita di cortesia, un invito che ringrazio. Verona è il centro dei nostri pensieri perché il prossimo anno si va al voto. E la situazione delle elezioni amministrative 2016? Ma noi abbiamo parecchi comuni che vanno al voto e quindi c'è il massimo impegno da parte nostra perché conquistare i municipi vuol dire dare la prima risposta ai cittadini. E quindi dai grandi comuni ai piccoli comuni noi metteremo in campo tutte quelle che sono le nostre forze e le nostre capacità per conquistare più comuni possibile.